Marcon è svanito nel nulla dopo una festa a Vidor, ricerche serrate dall'alba di ieri, ma per ora di Alex Marangon nessuna traccia. Le lacrime della mamma, aiutateci a trovarlo. E tutta Marcon in apprensione per la scomparsa del giovane Alex, appelli via social del sindaco Matteo Romanello, la vice sindaca Carolina Misserotti, ci stringiamo alla famiglia. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia, la Regione ha chiesto al governo la riapertura della trattativa per l'attuazione della riforma, la richiesta firmata oggi da Zaia. 220.000 visitatori alla 3 giorni del villaggio degli agricoltori a Venezia, ma in comune le polemiche continuano, le opposizioni chiedono un accesso agli atti, la maggioranza difende l'iniziativa. 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale a Capossile tra San Donà e Musile. Dai primi accertamenti un'auto ha imboccato una rotonda contromano. Baby push a Chioggia, fermato dai carabinieri un sedicenne trovato in possesso di 35 grammi di hashish, è stato denunciato al Tribunale dei minori per spaccio di stupefacenti. Una Ferrari ad alimentazione ibrida è andata a fuoco mentre percorreva la rampa Rizzardi tra Venezia e Mestre. Il conducente stava partecipando ad una manifestazione sportiva, riesce a fermarsi e mettersi in salvo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Ed ora torniamo a parlare della scomparsa nel Trevigiano a Vidor del giovane Alex Marangon di Marcon, tutto il paese con il fiato sospeso. Vediamo. Chiunque avesse notizie o l'avesse visto, vi prego, aiutateci a trovarlo. Non sappiamo più cosa fare. Non si smetterà mai di cercarlo. Non si smetterà mai di cercarlo. Aiutateci tutti. Anche una piccola notizia avete visto da qualche parte, aiutateci. Noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo. Sono ore di angoscia e disperazione, quelle di mamma Sabrina e della sorella Silvia, zia di Alex. Occhiali scuri, il volto stanco di chi non ha dormito. La madre del 26enne rimane lì, all'abbazia di Vidor, dove sabato notte il figlio ha partecipato ad una festa con una ventina di persone. Avrebbe dormito qui, ci racconta la donna, ed il cellulare, dal quale mai si separava, è stato trovato in camera. Parla di lui mentre le scende una lacrima. Brillante, amava la vita, gli piaceva girare il mondo, non sarebbe mai andato via così, non sarebbe mai andato via, no. Intanto continuano serrate le ricerche di Alex, una zona impervia, questa ci spiegano i vigili del fuoco, molte le criticità. Sono i diruppi a nord della zona che sono molto scoscesi e molto ripidi e ci sono delle calate in mezzo alla vegetazione, ai rovi, per cui c'è necessità di personale qualificato. Scandagliato anche il Piave fino alle chiuse di Nervesa della Battaglia. Qua il Piave è abbastanza traditore e si lo sa benissimo perché l'acqua da 30 centimetri passa anche a 1 metro di profondità. È impervio il Piave. Il Piave è un letto molto pericoloso. Il Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda. Però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Ma nessuna pista viene tralasciata, nessuna ipotesi scartata. Il giovane è scomparso intorno alle 3:30 di domenica, l'auto parcheggiata, all'interno le chiavi e documenti. Intanto i carabinieri hanno portato via la macchina del 26enne e stanno effettuando accertamenti sul cellulare per capire se e chi ha contattato poco prima di sparire nel nulla. C'è grande apprensione anche nel paese di Alex Marcon, dove l'intera comunità sta seguendo le ricerche con il fiato sospeso. La tranquilla cittadina di Marcon è attualmente scossa da un profondo senso di apprensione per Alex Marangon, dove qui abita assieme alla mamma Sabrina e il papà Luca. Nelle scorse ore sono stato informato della scomparsa di Alex. Ora speriamo che le ricerche possano dare velocemente un riscontro e ridarci il nostro concittadino sano e salvo, ha postato il sindaco di Marcon su Facebook, Matteo Romanello. A parlare invece al nostro microfono il vice sindaco Carolina Misserotti.
Sì, a Marcon siamo tutti molto preoccupati da ieri mattina e siamo in forte angoscia, ovviamente vicini alla famiglia. Stamattina ho sentito la mamma per condividere, insomma, che ci siamo per qualsiasi cosa, ovviamente speriamo. E anche prima ci siamo sentiti col sindaco di Vidor, Bailo Mario, per essere aggiornati. Siamo in continuo aggiornamento rispetto alle ricerche nel posto e siamo qua. E speriamo fino alla fine che Alex venga ritrovato, assolutamente. E tutta la comunità si stringe a tutta alla famiglia Marangon, che è una famiglia del territorio da sempre. Alex è nato qua, dunque tutti i suoi amici sono qua e stanno aspettando delle notizie. Ecco, siamo tutti in attesa di questa notizia che sia trovato. Ecco, la fotografia di Alex è stata diramata non solo dai media ma anche in tutti i social. La speranza è che qualcuno lo possa vedere in qualche luogo, magari qui vicino a casa. Assolutamente, già da ieri abbiamo attraverso i canali istituzionali fatto presente che si cerca questo ragazzo, dunque qualsiasi informazione, qualsiasi persona che ha visto qualcosa sia su quel territorio o anche che abbia qualche dubbio lo faccia presente, perché sono ore importanti queste assolutamente per le ricerche. La politica ora, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia, la Regione Veneto ha chiesto ufficialmente al governo la riapertura della trattativa per l'attuazione della riforma. La richiesta è stata firmata oggi a Venezia dal presidente Zaia. Vedo dichiarazioni che ci fanno pensare che per qualcuno l'autonomia debba essere l'equa divisione del malessere. Facciamo in modo che diventi l'equa divisione del benessere. Esattamente con la stessa penna usata 7 anni fa per indire il referendum consultivo sull'autonomia, il presidente della regione Zaia ha firmato a Palazzo Balbi la lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che chiede la riapertura del tavolo di confronto col governo per l'attuazione della riforma. C'è tutto un cronoprogramma e un timing da rispettare e va rispettato con convocazioni anche per quanto riguarda noi della consulta regionale per l'autonomia. Dall'altro però penso che ci siano tempi per poter arrivare a fine anno per avere già una bozza di accordo. La riapertura della contrattazione col governo segue a stretto giro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia, che sarà operativa dal 13 luglio. Si parte dalle 9 materie in cui non sono richiesti i LEP, i livelli essenziali di prestazione, politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma il Veneto è pronto anche a trattare per le altre 14. Da sempre abbiamo realizzato dei dossier, 23 dossier, ognuno per ogni materia. Questo ci permette di poter trattare con cognizione di causa, cercando di portare una proposta di autonomia differenziata per il Veneto che sia di efficienza, di responsabilità e soprattutto che sia vicino ai cittadini e che non complichi la vita ai cittadini. C'è poi un'altra richiesta di autonomia che si apre, quella che riconosca lo status speciale di Venezia, che non deve essere più intesa come un parco giochi per turisti. Come si parla di Roma Capitale, non capisco per quale motivo una città che ha uno standing internazionale unico non debba avere un'attenzione dal punto di vista giuridico. È un'attenzione che noi chiediamo, che non si può limitare solo a rifinanziare la legge speciale, ma deve essere un'attenzione a 360 gradi anche giuridicamente. Pensi solo al tema, ma questo lo possiamo vedere nell'autonomia differenziata, del rapporto con la laguna. Si è conclusa con 220.000 visitatori la 3 giorni del villaggio Coldiretti a Venezia, ma in comune le polemiche continuano. Circa 220.000 persone hanno visitato gli oltre 200 stand allestiti tra Riva Sette Martiri e i Giardini Napoleonici durante la 3 giorni del villaggio Coldiretti a Venezia. La grande kermesse che ha portato il mondo dell'agricoltura di fronte al bacino di San Marco è conclusa, le polemiche no. Già venerdì e sabato 2 diverse manifestazioni di protesta, da un lato delle forze di opposizione in Consiglio Comunale, dall'altro di vari comitati e associazioni cittadine, denunciavano i disagi arrecati ai residenti per l'invasività delle strutture e il sovraffollamento di visitatori, oltre ai danni alla pavimentazione e l'utilizzo della città come una vetrina. Ora il consigliere Giovanni Andrea Martini ha annunciato un accesso agli atti per capire quanto sia costato il villaggio della Coldiretti o quanto Coldiretti abbia pagato per l'uso di questi spazi. Le polemiche sono il sale della nostra vita, esagerare un po' no sinceramente, però prendiamo atto, risponderemo, mi hanno anche fatto un'interrogazione pesantissima, ma risponderemo in consiglio punto per punto. Io capisco le polemiche, fanno parte della nostra vita, le offese no sinceramente,
ma soprattutto ricordo a qualcuno che Venezia per secoli era stato da mare, stato da terra. Come città di Venezia rivendichiamo invece con orgoglio di aver ospitato il villaggio della Coldiretti. È un grande evento che promuove il Made in Italy, che promuove il chilometro zero, che promuove la sostenibilità. Ancora cronaca, 3 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 2 auto che si è verificato tra i comuni di San Donà e Musile di Piave. È atterrato anche l'elisoccorso a portare assistenza medica alle 3 persone coinvolte in uno scontro frontale tra 2 automobili avvenuto intorno alle 9:45 a Caposile, sulla rotonda che porta alla strada regionale 89 Treviso Mare. Fortunatamente nessuno dei feriti risultava in gravi condizioni. A prestare i primi soccorsi è stata una squadra di vigili del fuoco arrivata da San Donà di Piave, supportata poi da un'altra squadra di Mestre. 2 feriti si trovavano a bordo di un'automobile che dai primi accertamenti sembra abbia imboccato la rotonda contromano, un terzo ferito sull'altra macchina. L'intervento di messa in sicurezza dell'area è terminato poco dopo le 11:30. I carabinieri di San Donà hanno denunciato per spaccio un 39enne italiano fermato a ridosso del centro cittadino con 80 grammi di hashish, una dose di eroina ed un bilancino elettronico di precisione. A Chioggia invece i carabinieri hanno fermato un 16enne trovato in possesso di 35 grammi di hashish, suddivisi in 24 dosi e 365 euro in contanti, risultati provento dello spaccio. Il giovane è stato denunciato alla procura minorile per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Ancora cronaca con la notizia di una Ferrari che è andata completamente distrutta a Marghera. Sentiamo cosa è successo. Questa mattina, poco prima delle 10, una Ferrari 296 GTS ad alimentazione ibrida è stata completamente distrutta da un incendio a Marghera, all'inizio della rampa Rizzardi. Il conducente, che stava partecipando a una manifestazione sportiva diretta verso le Dolomiti, ha notato qualcosa di anomalo nella sua vettura e si è fermato immediatamente. Una volta uscito dall'auto, le fiamme hanno incominciato a divorare la fuoriserie. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 automezzi antincendio e hanno spento il fuoco utilizzando della schiuma. Al momento i tecnici stanno indagando sulle cause dell'incidente. Contrasto al commercio abusivo a Venezia grazie ad un'operazione congiunta tra Polizia Locale e Guardia di Finanza. Nel mese di giugno la Polizia Locale di Venezia e la Guardia di Finanza hanno collaborato in 4 servizi congiunti per contrastare il commercio itinerante abusivo nel centro storico della città. Le zone coinvolte sono state Calle Larga 22 marzo, Piazza San Marco, Molo, Riva degli Schiavoni e Riva San Biasio, fino a Riva Sette Martiri nei sestrieri di San Marco e Castello. Sono stati individuati alcuni soggetti di etnia africana che vendono merci a terra in modo itinerante come braccialetti e cinture. Durante questi servizi sono stati identificati 2 soggetti extracomunitari nei confronti dei quali sono state adottate misure amministrative e verifiche relative alle norme sull'immigrazione. L'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce ha sottolineato l'efficacia delle operazioni nel prevenire vendite abusive e garantire il rispetto delle regole del decoro cittadino. L'azione congiunta rappresenta un impegno per mantenere la massima legalità e preservare la qualità dei prodotti venduti a Venezia. Il questore di Venezia ha disposto questa mattina la sospensione della licenza di un locale di Cannareggio per 5 giorni. La sera del 22 giugno la polizia era intervenuta per sedare un'accesa lite tra la titolare del bar e un cliente per una consumazione non pagata. La titolare, una 43enne di nazionalità cinese, si era rifiutata di fornire un documento di identità, insultando e colpendo gli agenti con diversi schiaffi. È stata denunciata per resistenza e violenza pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Andiamo sul litorale ora, perché a Cavallino Tre Porti si è tenuta la prima edizione degli Stati Generali dei Comuni litoranei e di Lago del Veneto.
Progettazione di spiagge e gestione costiera, ma non solo, strategie per la gestione dei rifiuti, opportunità lavorative ed efficienza amministrativa, partendo dalla città fisarmonica fino all'iniziativa del G20 Spiagge. Sono questi e tanti altri gli obiettivi della prima edizione degli Stati Generali dei Comuni Litoranei e di Lago del Veneto. L'evento, organizzato da ANCI Veneto in collaborazione con il Comune di Cavallino Treporti, ha coinvolto i sindaci e i rappresentanti delle categorie dei comuni costieri e lacustri. Il ruolo di ANCI Veneto è quello di essere un compagno di viaggio per costruire proposte e per far sentire la voce dei comuni veneti che, se da una parte sono bravi e virtuosi, dall'altra pretendono anche di avere delle risposte, perché l'unico obiettivo dei nostri quesiti e delle nostre proposte è quello di alzare la qualità della vita per i nostri cittadini. Migliorare la qualità di vita delle comunità sia per i residenti che per i turisti. Stiamo reggendo, ma abbiamo bisogno di continuare il nostro percorso perché ci sia veramente la consapevolezza che dobbiamo continuare a far bella figura e non possiamo mettere in difficoltà un sistema importante per l'Italia, per il Made in Italy e per le nostre comunità. Il turismo, importante risorsa economica, deve beneficiare di una visione condivisa e di risposte rapide e certe. La proposta di legge per lo status di comunità marine riceverà il sostegno di ANCI e di altri soggetti interessati. Sono temi che sono sul tavolo da tantissimi anni, però iniziare a creare delle priorità e a dare degli ordini credo che possa permettere alla regione come la nostra di individuare delle risorse o delle soluzioni normative per dare delle risposte concrete. Si avvicina la data dei 4 concerti in Piazza San Marco a Venezia. La città, dopo la visita di Papa Francesco, ha già sperimentato un modello vincente per eventi selezionati e di grande qualità. La grande musica si appresta a tornare tra pochi giorni in Piazza San Marco a Venezia, una prova importante anche per la tenuta in ordine della città. Mavera, braccio operativo del comune, ha già creato e collaudato un modello vincente che è pronta a replicare. La soluzione di creare un'unica struttura sotto la stretta sorveglianza del comune, realizzata appunto da Vela in rapporto con le autorità, sovrintendenza, prefettura e quant'altro, si sta rivelando feconda e positiva, perché anche il controllo sui lavori, gli allestimenti, la gestione della piazza, la sicurezza è concentrato e tutto. Poi ogni artista svilupperà il suo progetto spettacolare e da quanto mi risulta anche il ticketing, che poi è gestito da ogni singolo artista, noi non entriamo nelle vendite. In Piazza San Marco, lo ricordiamo, il 4 luglio ci sarà l'esibizione del Loro, il 5 e 6 luglio i Pooh e il 7 Umberto Tozzi. Stiamo fortemente riportando molte occasioni di divertimento in città, molti artisti, sia nella parte più delicata, più fragile, più bella che è San Marco, con alcuni pochi eventi selezionati, ma sia portando la musica un po' ovunque. Penso a San Giuliano con il grande concerto della settimana scorsa, penso al Parco Bissuola, penso a Margherita Estate. E a proposito di musica italiana, sentite cosa ne pensa proprio Umberto Tozzi. Come vede il Festival di Sanremo in generale? Molto bello, è stupendo, è stupendo. Io sono sempre stato un grande fan di Amadeus e quindi ha sicuramente ottenuto il massimo della sua carriera con la conduzione del Festival di Sanremo. E Carlo Conti è un grandissimo professionista e quindi sappiamo sicuramente che lo sostituirà molto felicemente e con grande successo anche lui. Lo sport, ora il Venezia Football Club ha annunciato, senza specificare la cifra, un significativo incremento di capitali raccolto da investitori esistenti e nuovi. Il gruppo di proprietà ha annunciato anche la formazione di un comitato operativo per supervisionare la direzione strategica del club. Sarà composto da una sezione trasversale di dirigenti con esperienza nei settori della finanza, della tecnologia e del retail. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Vi ricordo che peraltro fino alle 14 di domani nel Veneto è prevista allerta gialla a causa appunto di queste perturbazioni che si stanno abbattendo anche sulla nostra regione. Grazie per l'attenzione, arrivederci.